vabbè, questa è una delle canzoni più famose, più belle, devo dire che è più scattiate mie, perché ha visto lì Pecora. Mi ha detto, glielo metti Pecora tra gli effetti, così da sola si distrugge le canzoni. La nostra amica Neija. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Come stai? Molto bene, quando sono in Sicilia sempre bene. Purtroppo oggi hai trovato questo tempo così, però insomma tu vieni spesso in Sicilia, quindi non è una cattiva impressione quella che avrai oggi del tempo siciliano, anche perché tu vieni davvero spesso in Sicilia, questo ci fa molto piacere, e questa volta sei venuta perché sei anche qui per lavoro, oltre che per promozionare delle cose nuove di cui parleremo tra un po'. Esatto, questa sera, se tutto va bene e il tempo regge, dovrei essere ad Avola. Nendere meno, a terra confetti, delle mandorle. Siamo anche vicini, perché io sarò a Belvedere, per cui la provincia di Siracusa splenderà, soprattutto devo dire dalle parti di Avola, perché c'è Neija, dalle parti mie speriamo almeno che non piove. Non dico che splendere il sole, ma almeno speriamo che non piove. Senti, questa è una delle tue canzoni più famose, più note, devo dire, nel mondo, insieme a tante altre, però ci sono delle cose nuove che hai preparato. Ce n'è una addirittura che pensata a puttavo e disse, io ancora non l'ho sentita, Mumannano ieri, quindi vi prego. L'abbiamo appena aperto. Ecco, l'abbiamo appena aperto davvero. Lo vogliamo sentire già? Eccolo. Ce lo vuoi presentare tu, per favore? Sì, allora, questa canzone è stata prodotta da due DJ abbastanza famosi in Italia, perché hanno avuto un successo quest'estate internazionale. Loro sono la Franca e Farina e mi hanno proposto di cantare questo pezzo che si chiama Sorry, ovvero sia, come si dice in siciliano? Ma scusare mare, sorry, ma scusare mare, non faccio più, ma scusare. Ma ad Avola questa sera sentiranno anche questa? Ma perché no? Perché no? Allora stasera appuntamento ad Avola, dove? Fulvio Riolo, dove esattamente? In piazza centrale ad Avola. Quello che se piove è un disastro. Speriamo di no. Ma no. c'è neige, non piove. Non piove. E casomai dovesse piovere, sorry. Alla Catalla. A Radio Studio Centrale, ad Alla Catalla, c'è Neija con la sua nuova canzone, devo dire quasi in anteprima in un certo senso, in anteprimissima, si intitola Sorry. Disco fresco, anzi caldo. Lo abbiamo appena spacchettato, chi non ci credesse può vederlo stasera su YouTube grazie al nostro amico Tony Ettena, che aveva questo sbaglio di fare le riprese di tutto quello che succede qui dentro. Vuoi inquadrare un attimo Fulvio Riolo? Guardate quest'uomo, è o no? Ma quando mai? È o no Terence di Candy Candy? No! È lui! Anche un po' Actarus. Secondo me o Actarus o Terence di Candy Candy oppure Orson Way, è lui. In ogni caso è lui che ci porta in giro, sia me che Toti e Totino che tanti altri artisti, tra cui anche Neija. Mi vuoi dire, te l'avranno chiesto penso 1 milione di volte, ma perché una italianissima come te, di Torino se non mi sbaglio, assolutamente di Torino, vero. Perché ha scelto di cantare in inglese e soprattutto di fare la disco music? Ma in realtà la disco music che ha scelto me, perché cantavo tutt'altro, sempre in inglese. Cantavo jazz, gospel, avevo 3000 gruppetti, insomma, quando ero all'università facevo. È una voce non indifferente, peraltro. Prestata alla disco music. Alla disco music, però la disco music diciamo che mi ha veramente dato delle soddisfazioni. Magari quello era il momento più adatto. Sì, a fine anni 90 diciamo che stava già scemando un po' questo fenomeno della musica dance italiana, però ho ancora preso proprio la coda di questo successo. Beh, uno di questi insomma è quello che sentiamo in sottofondo, no? Eccolo. È uno dei più famosi pezzi. Anche Shock. Abbiamo tutto qua, abbiamo tutto, noi siamo scioccanti. Ma che stiamo giocando? Questa è Alla Catalla, mica che saccio, che ne so, programmi così, che ne so, Fulvio Riolo Broadcasting, questa è Alla Catalla. Ecco. Senti, al di là di questo, lui ogni tanto parla, commenta, aspetta, mettete buono, sorridi. Disgraziato tu, e io che ti saluto. Mi dicevi prima fuori diretta che tra qualche giorno comincerai a registrare il secondo capitolo di questa esperienza che uscirà su per giù a metà marzo. Puoi già anticiparci qualcosa? Assolutamente, si chiamerà appunto Sushi Club 133 come questo progetto qua, ma volume 2, proprio facciamo un cofanetto di 10 volumi, speriamo. Bello. Però in questo caso non saranno cover, ma tutti brani scritti da me, acustici. Sì. Niente meno. Gli inglesi direbbero nothing of less, niente meno. Tanto per dirlo alla Neija, no? Senti, invece voglio chiedere proprio a te, cara Neija, tu che sei una addetta ai lavori, perché sei una cantante, sei
una famosa cantante e sei anche una fruitrice di musica, lo abbiamo capito anche dall'album che ci hai portato, questo soprattutto acustico, dove ci sono delle bellissime canzoni. Ma secondo te, intanto cosa ne pensi di Sanremo proprio come manifestazione? Ok, passiamo alla vostra domanda. Donna di riserva. Ok, parliamo da Festival Bar. Va, no, scherzo. No, io non lo seguo moltissimo, devo essere sincera, lo boicotto molto spesso, però un'occhiata gliela si dà comunque. Ci mancherebbe, anche perché insomma non seguire Sanremo in Italia, esatto, anche per colore, per costume, votare, esatto, è come non andare a votare. E quindi insomma, come la vedi tu come manifestazione? Vedi più una manifestazione veramente dedicata alla musica o a tutt'altro? Ma diciamo che è un bel mix di queste cose. I cantanti, la maggior parte, soprattutto i giovani, secondo me vanno per farsi conoscere, insomma. Non dimentichiamo che ci sono grandi cantanti che oggi sono veramente dei big anche a livello mondiale, come la Pausini, come la Mazzotti, come Giorgia, come la nostra Carmen Consoli, che sono nati assolutamente a Sanremo, voglio dire. Quindi noterai che sono dei casi abbastanza sporadici. Sono sporadici negli ultimi anni, perché ultimamente non è uscito più un Ramazzotti né. Sì, diciamo che è cambiata molto negli ultimi anni. È un po' cambiata negli ultimi anni. Però diciamo che cose nuove di solito non ne tira fuori. No, ecco, ad esempio, un artista che io ascolterò molto volentieri è Malika Ayan, o Ayane, come cavolo si dice, non lo so. Ayane, che è molto 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 interessante. In più, posso fare la mia Certo, come no, la devi fare. Malika e poi Marco Mengoni, anche perché oltre a essere secondo me veramente un fuoriclasse, incredibilmente talentuoso. Io l'ho conosciuto quando aveva 16 anni, perché ho fatto uno stage. Ora quando nave, scusa, non nave 16 e mezzo. No, adesso ne ho 19 o 20. Mi fa impazzire Necia, che ci paro che te sera mi risponde, capito? Perché ormai è ormai ora l'anno prossimo si metto sai chi se andata, se non lo entrate nello spirito. Se non lo sapevate, l'anno prossimo Necia si impone che la cannalora dei renoti, occhio. Niente, poi ti spiego che vuol dire. Dai, Marco Mengoni. Ecco, Marco Mengoni. Malika Ayan. Ma allora, sono indecisa tra Povia e Noemi, direi, sì. Dunque bisogna sentire le canzoni ovviamente, però diciamo come artista in generale, per quello che ho sentito. Infatti noi oggi stiamo facendo questa sorta di Toto Sanremo, a prescindere dalle canzoni, perché io personalmente ritengo che in realtà poi non vincano davvero le canzoni belle, perché è successo storicamente che delle belle canzoni siano state eliminate, e delle belle canzoni siano arrivate ultime. Ragazzi, no, ma anche perché c'è questo sistema del voto col telefonino, e secondo noi insomma col voto col telefonino sono decisamente avvantaggiati discriminante. Noemi, Marco Mengoni, saranno avvantaggiati personaggi come Valerio Scano, che vengono fuori dai reality, che sono giovani e vengono votati dai giovani, anche perché anche Fulvio Riolo ce lo vedi tu che vota uno a Sanremo a 40, quanti anni hai? Ecco, questo era Fulvio Riolo, che lo vedrete su YouTube, è un armale, non scherzo, è così. Quindi no, voglio dire, l'adulto non va a votare magari per Enrico Ruggeri, mia madre non si mette lì col telefonino. Ma sì, secondo me invece. Ma quando mai? Mia madre sa che fare a fare la parmigiana, cutoletta, ma che stai a votare Enrico Ruggeri? Non esiste. Vedete nelle piazze Giuseppe Castiglia, Necia, è un bel gruppo di ballo a ravvivare, a rianimare le vostre serate estive in giro per la Sicilia. Intanto ringraziamo Necia, ti posso chiamare Agnese? Ma certo, Agnese, che bello. Salutiamo Agnese o Necia, che preferite. Un bacio a tutti. Tornaci a trovare presto. Molto, molto presto. Portaci su Sci Club secondo capitolo, e buona serata per questa sera ad Avola dalle 21:30 22 circa, in piazza, 22 nel senso che sarò con la food, no? Io devo fare segnale. Chiottato. 21:30 22 perché la gente si arriccoglie nella piazza a sentire la bella e bravissima Necia. Grazie. Ciao Necia, grazie. Ciao.